Bene, eccoci qua, una buona serata a tutti i nostri telespettatori, benvenuti, bentornati, benvenuti a questa puntata di TV7 Match. Come sempre tanti argomenti sul tavolo, ma questa sera, Ermanno, iniziamo occupandoci di una questione che ormai possiamo tranquillamente dire stiamo seguendo da più di 20 anni, e cioè la questione della migrazione, perché i migranti e soprattutto in quest'ultimo periodo stanno diventando una questione in Europa che come dire, sta dividendo sicuramente. No? I migranti non stanno facendo niente, i migranti migrano. Poi che gli europei, per affrontare i vari problemi che possono essere determinati dal fatto che arrivano persone di un'altra nazione, di un altro continente, creino delle problematiche che non siano, diciamo, affini a quella che è l'economia europea, questo naturalmente, ma diciamo che l'Europa ha bisogno dei migranti. Vorrebbe selezionarli, non si è mai diciamo, organizzata per farlo. Quindi la problematica è che cosa sappiamo fare noi e che cosa è effettivamente l'accoglienza. L'accoglienza è vieni pure e poi faccio quello che voglio, oppure c'è un diritto da parte del migrante? Questa è la domanda. Ma un diritto che lui si deve acquisire con il lavoro, con l'inserimento, eccetera, ma io devo dargli l'opportunità di farlo. E per fare questo passo in avanti è necessario che ci sia una cultura sull'immigrazione. Allora, una volta l'immigrazione era una deportazione. Gli africani venivano portati in America forzatamente e poi venivano venduti, eccetera. Oggi non serve più, vengono da soli. Perché devo importarli e fare la parte del negriero? No. Vengono da soli, quindi a me serve solo fermarli, accoglierli in una certa maniera. Sull'accoglienza ci faccio pure un business, sul lavoro dei migranti ci faccio un altro business, perché la società è fatta così. I politici non sanno risolvere il problema, ma non è dell'immigrazione. Perché i migranti migrano? Perché abbiamo distrutto l'Africa, abbiamo distrutto l'Asia, abbiamo fatto le guerre, tutte le guerre, compreso l'Afghanistan, piuttosto che le guerre africane, sono tutte state provocate dagli europei. Per loro, diciamo, preciso interesse. Poi chiaramente quando io distruggo una popolazione e quindi non trova la possibilità di sopravvivere, allora emigra. Come abbiamo fatto noi, dopo l'Unità d'Italia, dove gli italiani non emigravano, dopo l'Unità d'Italia è cominciata la grande immigrazione, il sogno americano, che sogno non era, ma comunque ci siamo andati lì, e sono nate le mafie americane. Ecco, questa è la provocazione. Adesso vediamo invece come, di fronte a un fenomeno di questo genere che non sanno gestire, quali sono le strane soluzioni che stanno mettendo in piedi. E questo con noi abbiamo due ospiti che ci aiutano di visu di risolvere o quantomeno capire questo fenomeno, perché è veramente una cosa orrenda. Prego. Certo, certo. Abbiamo con noi, vi presento gli ospiti che abbiamo in studio, Alione Badara Diop, buonasera. Buonasera. Grazie di essere qui con noi, il segretario confederale della CGIL di Padova. Grazie per essere con noi e grazie a Roberto Tuninetti, grazie per essere tornato nei nostri studi, direttore della cooperativa Levante ed è stato anche direttore dello SPRAR di Padova. E tuttora di quello di Este. Ah, ecco, quindi due persone che hanno una lunga esperienza in quanto a migrazioni e a gestione anche di queste persone che arrivano nella speranza di avere una vita migliore, un'aspettativa. Sono costretti a venire perché gli avevano tolto tutte le risorse. Allora, più del 60%, adesso non ho una stima esatta, delle risorse, diciamo, petrolifere piuttosto che di qualsiasi altra materia prima provengono dall'Africa. Quindi gli africani dovrebbero essere la popolazione più ricca al mondo, e invece siamo noi.
Noi dovremmo andare a migrare da loro, perché loro ci vendono il petrolio al prezzo che vogliono loro, perché sono egoisti, l'oro, i diamanti li vendono al prezzo che vogliono loro, ma questa è una favola dei fratelli Grimm. Invece in realtà noi andiamo a rubare. E allora, in questo senso, partiamo con il primo contributo: migranti, finta accoglienza e deportazione. Per affrontare le cause alla radice della migrazione irregolare e gestire i movimenti migratori verso l'Unione Europea sarà necessario che tutti noi pensiamo fuori dagli schemi e troviamo insieme nuovi modi per affrontare questo problema a livello europeo. Sono le parole che si leggono in un documento inviato a Bruxelles e firmato da 15 Stati membri dell'Unione, tra cui l'Italia. Malgrado il patto sulla migrazione e asilo, che possiamo definire un patto fortezza raggiunto poche settimane fa, ecco che 15 Stati europei chiedono nuove soluzioni che includono la possibilità di trasferire, o meglio deportare, i migranti verso altri paesi extra UE. A firmare sono stati Austria, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca e Romania. Certo mancano le firme di Germania, Francia e Spagna, così come dell'Ungheria di Orban, che sappiamo che a parlare di migranti o accoglienza gli viene l'orticaria, ma il gruppo dei 15 proponenti sollecitano meccanismi per individuare, intercettare e in caso di difficoltà soccorrere i migranti in alto mare, ma per poi condurli in un luogo sicuro, individuato in un paese extra UE, dove, pagando milioni di euro, vengono allestite soluzioni durature per questi migranti. Il modello potrebbe essere quello turco, tunisino oppure anche quello italo-albanese, ma c'è da chiedersi se è questo il modo di rispondere al fenomeno migratorio e alla tutela della dignità delle persone che arrivano. Si rispetta il diritto internazionale di queste persone? Possiamo definire l'Albania un paese affidabile, anche se sappiamo benissimo il ruolo che svolge come centro internazionale di smistamento di droga? Espellere delle persone con relativa scorta di polizia al seguito costa migliaia di euro, denari che vengono sottratti ad altri impieghi, forse più importanti per noi cittadini. Ha senso spedire una persona in un paese con cui non ha nessun rapporto, di cui non conosce la lingua e in cui non saprebbe come procurarsi da vivere? È il sistema migliore per formare dei possibili criminali, ma c'è poi un interrogativo a cui bisognerebbe dare risposta. Per il diritto internazionale, chi viene salvato in mare dovrebbe essere portato nel porto sicuro più vicino. E allora perché li portiamo in Albania? Ecco, di domande ce ne sono molte in questo servizio. Roberto Tolinetti vuole dare lei l'inizio a una analisi, non una critica, a un'analisi. Perché ci troviamo di fronte a un fenomeno che è stato in qualche maniera agevolato dai governi precedenti, anche da questo, che diceva no ai migranti, poi ne sono arrivati una caterva, perché naturalmente era nell'intenzione lo sfruttamento dell'immigrazione. E adesso come possiamo gestire questa cosa? Perché poi diventano scuole, diventano case, diventano residenze che c'è bisogno di mettere in piedi, quindi abbiamo la capacità sociale, diciamo culturale, per riuscire a creare una nuova nazione, perché avremo milioni, anzi ne abbiamo già milioni di persone che parlano lingue diverse, hanno culture diverse, non inferiori alla nostra, però chiaramente comincia a diventare un bel misciotto. Prego. Ma allora intanto un'osservazione, quella che lei faceva, non è una provocazione, è una fotografia di quello che sta succedendo. E sono 30 anni che parliamo di immigrazione, la prima sanatoria consistente, la sanatoria Forti del 1986, poi abbiamo avuto quella Martelli, poi siamo arrivati nel 2002 con la sanatoria Bossi-Fini, 750.000 persone, poi siamo arrivati a Maroni nel 2009-2010 con un'altra sanatoria, quella Badanti, famosa, dove poi tutti sono diventati improvvisamente badanti, e uomini e donne di pulizia. Poi siamo arrivati sempre in quegli anni al grande decreto flussi, sempre varato da Maroni.
per 150.000 persone in 2 anni, e arriviamo con questo governo che dovrebbe essere composto da persone ferocemente avverse al fattore migratorio, in cui è stato decretato e varato un decreto flussi che dal 2023 al 2025, in 3 anni, farà entrare 150.000 nuovi lavoratori e lavoratrici extracomunitari, quindi 150.000 persone all'anno. Fa un po' sorridere a chi come me ha una lunga memoria storica su questo fattore, perché nel 2017 gli stessi che oggi hanno varato il decreto flussi da 450.000 persone rinfacciavano all'allora ministra dell'agricoltura che 15.000 erano troppi, dovevamo dare il lavoro ai nostri contadini disoccupati. Quindi la questione sul fattore immigrazione è innanzitutto che, come diceva Arthur Bloch, un buon capro espiatorio è quasi meglio di una soluzione. Quindi l'immigrazione è diventato purtroppo, invece che un problema complesso da affrontare e da gestire, che c'è innanzitutto perché in Europa sono milioni i posti di lavoro che vengono riempiti solo ed esclusivamente dai migranti. Oggi tutte le categorie dell'industria, del turismo, dell'agricoltura reclamano braccia, noi li vengono a prendere nei centri di accoglienza. Stamattina ho ricevuto una telefonata da una cooperativa di lavoro che mi dice: sono disperato, ho bisogno di 8 persone che vengano dalle 6 del mattino alle 2 del pomeriggio a fare le pulizie in un'industria, no? E non trovo le persone, non ce la faccio. ANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, sta tirando fuori soldi dalle tasche per poter ristrutturare i tetti delle canoniche, per poter avere delle persone possibilmente che conoscano un pochino di italiano per riuscire a superare l'esame di sicurezza del lavoro di 16 ore, e non sanno come venirne fuori. Ci hanno presentato un elenco di tot aziende che attendono 80 persone in provincia di Padova, se no non riescono nemmeno ad affrontare gli appalti che hanno per il PNRR. Quindi di fronte a una situazione di questo tipo, qualunque essere razionale, che cosa direbbe? Bene, abbiamo 450.000 decreti flussi proprio chiesti, voluti dal governo, pretesi dal governo. L'anno scorso sono entrate 160.000 persone solo dagli sbarchi, quindi questi, nonostante proprio alcune persone che fanno parte di questo governo dicessero che i flussi si possono regolare, controllare, i blocchi navali e rimandarli a casa eccetera, comunque se ne sono cuccati 160.000 e ne hanno espulsi 5.000, perché questa è la capacità di espulsione nel nostro paese, 5.000 persone all'anno. Certo. Quindi possiamo pensare che in 40 anni più o meno rimanderemo a casa i 160.000 se non avranno permesso di soggiorno. Peccato che nel frattempo ne siano già arrivati altre 70.000 e avanti così. Allora, qualunque soggetto razionale che non avesse evidentemente un vantaggio doppio, triplo, quadruplo dal fattore immigrazione direbbe: cominciamo intanto a gestire la questione in maniera intelligente. Per esempio, e questo è il nostro lavoro tutti i giorni, arrivano soprattutto ultimamente dei ragazzi splendidi, maliani, burkinabè eccetera, che hanno tanta voglia di imparare l'italiano, hanno tanta voglia di andare a lavorare. Ce ne sono tantissimi pakistani e bangla che fanno un po' più di fatica a imparare l'italiano, ma che vanno a lavorare dopo 3 giorni, che sono nelle accoglienze, nei posti più incredibili e qualche volta anche infami. Abbiamo un sacco di persone che vorrebbero poter imparare l'italiano, regolarizzarsi, andare a lavorare, pagare le tasse. 98%, po' diverso magari da altri momenti in cui abbiamo avuto un'immigrazione di diversa qualità. Che cosa si deve fare? Si devono organizzare 20 ore di italiano a settimana e impiegare il periodo in cui queste persone sono ospitate in attesa di una risposta alla domanda di protezione internazionale per formarli e per fare in modo che cosa si fa invece? Si tolgono i corsi di italiano, si rendono
Paesi sicuri Bangladesh, così diventano tutti clandestini nell'arco di 3 mesi, si rendono più complesse le procedure di regolarizzazione. Io ho firmato 3 notifiche questa settimana a 3 persone, 2 pakistani e uno del Bangladesh, che avevano un contratto di lavoro a tempo indeterminato e sono diventati clandestini. Questa è la politica che serve per rassicurare quelli che vorrebbero una soluzione diversa, che non c'è, e continuiamo a giocarci sopra. Allora lascio la parola a Badara Diop. La situazione è che sicuramente sei in grado di spiegare ai nostri telespettatori cosa succede secondo il tuo punto di vista e cosa bisognerebbe fare per creare una giusta, ma non solo giusta, ma una importante immigrazione, non tanto nel numero quanto nella qualità, e soprattutto quello che è l'inclusione, quindi aiutare le persone a poter meglio vivere in Italia, perché ancora gli italiani possono vivere meglio con queste persone. Prego. Grazie dell'opportunità. Allora, la questione è più complessa e allora in termini molto comprensibili, volere una cosa e poi volere il contrario. Questo è difficile perché se un governo dice noi siamo anti-immigrazione e dopodiché subisci perché poi geograficamente sei in una posizione in cui la gente poi non è che fa tanta fatica a arrivare. Quindi o hai una legislazione che dice una volta che sei qui io ti metto dentro un percorso di regolarizzazione perché incrociando domanda e offerta, perché tante imprese ci chiedono che se non riescono a trovare manodopera non lavorano più. Poi dopo se il governo dice a un certo momento, magari essendo prima all'opposizione dicendo che noi abbiamo 600.000 clandestini da rimpatriare, dopo una volta arrivato al governo, ma i numeri sono rimasti tali quali, non è che quelli sono spariti. Hai voglia di dire no, adesso sono diventati 90.000, 500.000 o 600.000 sono ancora qui in attesa di avere un permesso di soggiorno. E questi, il giorno che hanno in mano questo permesso, il giorno dopo vanno a lavorare. Quindi tu metti come dire, in moto delle legislazioni che non consentano la regolarizzazione, anzi questi fanno tutto per lasciarti nella clandestinità. Allora a un certo punto uno si chiede, ma non è che la politica lo fa veramente apposta per lasciare le persone in quella condizione per poterle sfruttare, perché magari noi abbiamo anche pezzo di economia che sopravvive perché c'è il lavoro nero. Certo. Perché ci sono gente che preferisce una manodopera senza diritti, perché se non hai nessun diritto di stare qua, non hai neanche la possibilità di reclamare quello che è dovuto, perché a un certo punto il pensiero è questo, perché noi non vogliamo l'immigrazione regolare perché abbiamo pezzo di economia che senza il nero non funziona, perché poi qualcuno mi deve spiegare perché abbiamo 100 miliardi o 100 miliardi in più di evasione fiscale ogni anno in Italia. Certo. Questa è la questione di fondo. O la vogliamo, va bene, perché soffriamo l'inverno demografico in cui tra poco ci salteranno anche le pensioni, e diciamo allora è ora di attuare, anche superare quella legislazione che diceva prima Toninetti. Sì, che ormai non risponde neanche più alle esigenze, perché sono passati più di 20. Io mi sono regolarizzato con la Bossi-Fini, quindi non è più neanche attuale quella legislazione. Certo. Perché non si deve cambiare? Perché noi a volte penso che siamo prigionieri di
come abbiamo propagandato tanto tempo che quelli non le vogliamo, non siamo più in grado neanche di tornare indietro. Certo. Ma non solo a livello italiano, ma tutta la legislazione europea verso l'immigrazione sta regredendo, anche andando contro il diritto internazionale su, ad esempio, i rifugiati, anche il diritto nazionale che dice nell'articolo 10 della Costituzione cose precise sul diritto dei rifugiati. No, adesso questo lo stiamo svuotando, ok? E dando a dei paesi in cui non vige nessuna democrazia il fatto di esportarle lì. Certo. Non solo, ma chi li accoglie, come li accoglie, questo è l'altro problema, e poi veramente non li sfrutteranno loro queste persone che vengono portate in Albania, perché mi pare che l'Albania non voglia neanche entrare nella comunità europea, si è sempre rifiutata, e si è rifiutata perché la maggior parte delle persone che viene arrestate o sono nigeriane o sono albanesi, e sono due stati impegnati nel commercio della droga. Sicuramente in Nigeria succede un fatto di questo genere: tolgono dalle carceri i loro cittadini e li mandano come migranti qui a spacciare droga, ed è un'organizzazione statale e universitaria della Nigeria. Ma i migranti non hanno nessuna colpa, perché loro sono vittime a loro volta di quello che stanno facendo i politici del loro paese, e questo vale anche per l'Albania. E adesso abbiamo un altro contributo: migranti trattati come rifiuti. Una discarica di rifiuti nel deserto, dove i rifiuti sono i migranti, quelli catturati, intercettati mentre cercano una via per arrivare in Europa e poi abbandonati al loro destino. È il metodo utilizzato dalle forze di Mauritania, Marocco e Tunisia, finanziate dai paesi europei per fermare il flusso migratorio verso le nostre frontiere. Esseri umani trattati quindi come spazzatura. In Italia parliamo di espulsioni e respingimenti. Quanto avviene nei paesi nordafricani è qualcosa di ben diverso. A certificare che non si tratta di casi isolati ma di un sistema organizzato è stata un'inchiesta giornalistica congiunta con il Washington Post, Der Spiegel, El País, Irpi Media, Le Monde, che ha svelato come i paesi con i quali l'Unione Europea ha siglato accordi stiano compiendo azioni di respingimento con metodi illegali, lasciando i migranti a morire di fame e di sete in mezzo al deserto, con la consapevolezza dei vertici di Bruxelles che l'operato delle forze di sicurezza di questi paesi andasse spesso oltre il confine della legalità era già noto, ma l'inchiesta ha evidenziato con documenti riservati, video e testimonianze che queste pratiche sono note all'Unione Europea, che però continua a finanziare governi e forze di polizia per fermare l'arrivo dei migranti. Paghiamo altri, insomma, per fare il lavoro sporco e continuare la nostra vita senza il problema delle migliaia di disperati che arrivano nella speranza di avere una vita dignitosa e un futuro. L'Unione Europea riconosce l'esistenza delle espulsioni nel deserto, ma afferma che la responsabilità sia da attribuire ai paesi partner. L'Italia è l'unico paese coinvolto nell'inchiesta che ha ignorato le domande della stampa. In Mauritania non esistono dati sulle espulsioni dei migranti. In Marocco circa 57.000 persone sono state arrestate all'interno del paese, ma non esistono numeri sulle espulsioni ai confini terrestri. In Tunisia la Guardia Nazionale ha comunicato di aver intercettato alla frontiera algerina e libica nei primi 4 mesi del 2024 21.462 persone, 4 volte di più che nello stesso periodo del 2023, anno quando in totale ne sono state fermate circa 70.000 e sul loro destino per il momento dati certi non ve ne sono. Ecco, ci troviamo di fronte a una carneficina, ma già era prima, quando la Libia era comandata da Gheddafi, il personale in più che migrava veniva portato in mezzo al deserto con degli aerei e poi veniva lanciato senza paracadute. E allora, tu Ninetti, di fronte a questo fenomeno, che cosa
possono fare? Ci sono delle organizzazioni in Italia che si possono opporre o possono dare delle indicazioni, perché il problema non è soltanto protestare, il problema è trovare delle soluzioni che siano, e ce ne sono, che siano adeguate al fenomeno. Guardi, se appunto, come dicevo prima, si volesse gestire il fattore immigrazione, che è complesso, non c'è una soluzione semplice, ma ci sono soluzioni che potrebbero essere comunque adottate. Se si volesse gestire il fattore immigrazione in maniera razionale e anche proprio beceramente utile per il nostro territorio, per le nostre aziende, per il nostro tessuto socio-economico, le risposte sarebbero migliaia. Invece quello che si nota è dovunque, e non solo in Italia, ha fatto bene a farlo presente, in Italia la nazionalità più, come dire, più guardata con sospetto è quella tunisina, no? Nigeriani ne vediamo pochissimi ormai da anni, sono stati tantissimi quelli che sono arrivati soprattutto nel nostro territorio dal 2014 al 2018 e nonostante fossero anglofoni con una difficoltà immensa a favorire il percorso di apprendimento dell'italiano e con all'interno delle sacche di criminalità più importanti di quelle che invece riguardavano altre nazionalità. In Vianelli le mafie che si confrontavano erano quella tunisina e quella nigeriana, entrambe rifornite naturalmente dall''ndrangheta per quanto riguarda il loro commercio, ma erano due entità, non erano gruppetti di persone, erano due entità governate da mafie, da cartelli nigeriani e tunisini. Guardate che il presidente tunisino fa gli stessi discorsi di certi politici nostri nei confronti degli immigrati neri che vengono dal sud, ma dice le stesse identiche cose, per cui c'è sempre qualcuno che è più meridionale di qualcun altro. E anche da noi una volta si usavano gli stessi identici termini che si usano oggi per i migranti, lo si usavano per i cittadini del nostro Sud Italia, identici, cioè hanno traslato semplicemente. Per quello che dico che spesso non è che manchino la soluzione, nel momento in cui si vede che ci può essere un capro espiatorio che diventa il colpevole della criminalità, che c'era anche prima però, della droga, che diventa responsabile perché facciamo le code al pronto soccorso, non chi organizza, gestisce male la carenza di fondi, ma è l'immigrato che ci passa davanti perché ha un codice di pericolo maggiore al nostro. Per gli asili nido e per le case popolari, ma che cosa vuoi di più dalla vita? Per di più oltretutto manco votano e quindi sono le vittime predestinate. Noi se dovessimo fare delle cose intelligenti oggi, più che fare dei decreti flussi, no? Che poi si fa una fatica mostruosa ad organizzare, perché non è vero che ti arriva l'immigrato, scusate il termine, non voglio essere rispettoso, col pedigree, no? Non è che vai a prendere uno che non hai mai visto in faccia e ti arriva proprio quello che volevi, no? E visto che c'è un'islamofobia importante, la maggior parte degli immigrati che importiamo sono islamici, non è che sono, e oltretutto lo ricordo che il 95% dell'Islam è un Islam pacifico, tranquillo e perlomeno per quello che lo conosco io è molto collaborativo. Però a prescindere da questo, ma cominciamo intanto, invece di rendere la vita impossibile a chi si è trovato un lavoro, a chi ha voglia di fare i corsi di italiano, a chi ha voglia di apprendere, a queste persone quindi perché non facciamo delle autostrade? Perché invece di farli rimanere 1 anno e mezzo nei centri di accoglienza pagati dallo Stato, non gli diamo la possibilità di regolarizzarsi, uscire e intraprendere un percorso, perché magari il lavoro ce l'hanno già, perché magari poi non gli diamo il permesso di soggiorno nonostante abbiano un contratto di lavoro a tempo indeterminato e abbiano oggettivamente già le condizioni
condizioni per un'integrazione del territorio, perché guardate che il decreto Cutro è stata una grandissima presa per i fondelli, perché ha tolto proprio quel tipo di permesso di soggiorno, la protezione speciale, che veniva concessa dalle commissioni per il diritto d'asilo e eventualmente dai tribunali alle persone che potevano dimostrare di essersi ormai integrati nel territorio. Quindi perché si fa una cosa di questo tipo? È assurdo. E poi ne facciamo entrare altri 150.000 all'anno, quando poi rendiamo clandestini quelli che già lavorano. Ma questa cosa qual è? Che senso ha? Vogliamo aumentare la manodopera dei sottobosco, dei subappalti, dei subappalti, dei subappalti, e poi ce li ritroviamo sotto le travi di cemento del supermercato fiorentino crollato? Vogliamo aumentare il caporalato nelle nostre campagne, dove troviamo della gente impiegata a 2 euro, 3 euro all'ora, non più a Rosarno ma nella bassa padovana? Vogliamo aumentare il sottobosco delle persone che lavorano nei retrobottega delle cucine dei ristoranti cinesi, giapponesi, italiani, di tutti? Perché se voi andate nel retrobottega di una cucina, a quelle condizioni lì trovate solo stranieri che lavorano e vi mangiate quello che loro vi stanno cucinando oltretutto. Ecco, sono 1000 le cose che si possono fare. Il problema è però che, siccome io sono 30 anni che mi confronto con questa cosa qui, prima da volontario e poi da operatore del sociale, non ho lavorato solo sull'immigrazione ma anche su altre sfighe, ma complessivamente sono 30 anni che lavoro nel sociale. Le soluzioni sono 1000 e che non si vogliono praticare. Già in Germania, quando arrivano i flussi programmati e non programmati, perché la Germania offre e come dire riconosce circa 180-200.000 permessi di soggiorno per richiesta asilo ogni anno, perché sono quelli che passano da noi e vanno dritti su in Germania. Ci sono molte nazionalità che sbarcano in Italia, ma qui non si fermano manco per sogno, e quindi sono tantissimi quelli che vanno in Francia o in Germania. In Germania appena arrivano li mettono a scuola 20 ore a settimana e cominciano a fargli corsi di educazione civica, corsi di lingua locale, quindi di tedesco, ed eventualmente preformazioni professionali. Perché non lo facciamo noi qua? Spendiamo un sacco di soldi per l'accoglienza. Recentemente io ho proprio toccato con mano che i sindaci che si lamentano, soprattutto in Veneto, perché la prefettura gli impone i centri di accoglienza straordinari nel territorio, quando hanno l'opportunità di gestire quei progetti che invece sono governati dagli enti locali, quindi i SAI, invece dei centri di accoglienza straordinari, si rifiutano, pur diventando padroni di casa e poi avendo dei progetti eccellenti che riconoscono come tali, perché preferiscono che gli venga imposto dal prefetto piuttosto che prendersi la responsabilità di diventare padrone di casa. Ma allora, se continuiamo così, dove vogliamo andare? Non solo, ma quali saranno tra 20-30 anni i cittadini italiani che magari non sanno parlare bene l'italiano, esatto, e hanno tutta una serie di cose? Esatto. Perché purtroppo poi questi non evaporano, questi rimangono giustamente e si vorranno fare una casa, una famiglia, e di conseguenza dobbiamo pensare anche al futuro, non solo al presente, come sfruttarli in fabbrica o sui campi, perché questo è uno sfruttamento. Se l'immigrazione è finalizzata solo a questo, diciamo che siamo dei disumani. Dobbiamo inserirli. Siamo stupidi oltretutto, perché poi le paghiamo queste cose qui. Oltre a essere disumani siamo anche poco intelligenti, perché un conto è avere dei cittadini, siccome queste persone faranno dei figli, se poi non vogliamo vederli nelle famose baby gang, dobbiamo chiaramente garantire a questi ragazzi che nascono e crescono in Italia di essere subito dei cittadini e rispettati come tali, non messi in un angolino che ogni tot devono andare in questura a rinnovare il permesso di soggiorno, sentirsi inferiori rispetto ai loro compagni perché non hanno nemmeno diritto ad essere chiamati italiani, nonostante parlino l'italiano meglio di me. E per seconda cosa, sì, cioè noi siamo riusciti
con questa perversione del terzo millennio, a far sì che quelli che una volta andavamo a prendere a bastonate, portavano negli Stati Uniti ma anche altre nazioni a lavorare come schiavi nel campo di cotone, adesso ci vengono da soli, si fanno ugualmente pagare come schiavi, rischiano pure di crepare nella trasferta. Vabbè, crepavano anche nelle galere che arrivavano negli Stati Uniti, li portavano nei campi di cotone, però è altrettanto vero che oggi lo fanno pure spontaneamente, perché sono ridotti in una condizione tale, abbiamo visto quelle immagini feroci e violente prima. Li abbiamo ridotti Così, perché noi tutte le volte che lo stiamo vedendo di nuovo l'abbiamo visto tante volte in questi anni, quando c'è un paese più o meno col dittatore simpatico o antipatico, il mondo è pieno di dittatori, metà sono nostri carissimi amici, e sono nostri carissimi amici fino a quando fanno i nostri interessi. Poi basta che uno, faccio l'esempio di Saddam Hussein, quando combatteva l'Iran era presidente, appena ha detto voglio il Qatar perché me l'avete promesso, voglio la 14ª provincia, è diventato il dittatore. E lo stesso valeva per Gheddafi, omaggiato e riverito quando veniva in Italia, quando non ha più fatto gli interessi di un determinato blocco o li ha fatti meno, è stato distrutto. Noi valutiamo... Ha fatto gli interessi contro la Francia, l'Inghilterra e gli Stati Uniti. Esattamente. Noi continuiamo a essere succubi di queste strategie, non abbiamo più una vera politica estera, ma questo è un altro tema. Ma noi non abbiamo neanche la capacità di organizzare seriamente questo tipo di cose quando ne abbiamo oggettivamente bisogno, perché si tratterebbe di spendere meno, di fare gli interessi più del territorio e di organizzare. Invece il disordine prevale, ma in questo disordine c'è molta furbizia. Sì, bisogna pensare all'Italia del futuro, egoisticamente, oltre naturalmente all'accoglienza che non è certamente questa, improvvisata e sfruttata. Prego, Badara Diop, com'è possibile? Prego. Le immagini abbiamo visto veramente, allora, fanno tristezza, nel senso che il contribuente paga, perché io ci lavoro da 25 anni, pago le tasse, però a me fa male vedere che i miei soldi sono spesi per far morire le persone nel deserto. Persone che, se intelligentemente facciamo dei investimenti, quelli li troviamo nelle nostre fabbriche, nelle nostre aziende, che metteranno poi sicuramente dei figli al mondo, perché l'unico motivo che spinge quelle persone, come me ho fatto lo stesso, forse sono stato più fortunato perché sono arrivato in aereo con un visto poi che è scaduto e poi sono diventato regolare dopo, però le stesse cose che mi hanno spinto quella volta lì è di migliorare una condizione personale e quella dei miei familiari, ma questi se le dai l'opportunità fanno lo stesso, fanno crescere il paese, e dopo oggi anche lo vediamo, abbiamo la nostra seconda generazione che vince anche dei titoli per l'Italia. Quindi quella miopia, non riesco io a capacitarmi a quella miopia che ci anima, mettendo politiche veramente sbagliate, che potrebbe essere una potenza per l'Italia, però chi ci governa oggi non ha quegli interessi, e io ritorno a pensare che magari sì, lasciarli in una condizione così di non diritto, perché ci serve anche quello, perché poi ci sono fiori di imprese che lucrano sull'illegalità, come gli appalti. Spesso scopriamo che poi chi è morto su quel lavoro insicuro sono migranti che sono qua e non hanno il permesso di soggiorno, perché uno, quando ha un documento in mano, può anche alzare la testa e reclamare dei diritti. Certo. Questo è il senso, e il nostro lavoro consiste anche se non hanno il permesso, non hanno niente, ma sono soggetti portatori di diritti, anche se non ha un permesso di soggiorno e lavora, ma è un cittadino che lavora,
In questo senso dobbiamo andare, però la politica europea oggi va in controtendenza, perché le nuove norme sul diritto di asilo fanno veramente aver paura, perché i muri le stiamo costruendo, la gente viene respinta, anche se ne abbiamo bisogno. Quello io non riesco a capire perché di questo, perché dicevo prima che ne abbiamo bisogno ma senza diritti, così le possiamo sfruttare, perché magari c'è un pezzo di economia che deve girare anche in questo modo qua. Certo. Quindi escono dalla porta e rientrano dalla finestra, o vengono fatti rientrare dalla finestra. No, ma diciamo che questo è una forma di schiavismo moderno che apparentemente ha invertito la marcia, in realtà è la stessa cosa. Anche peggio. E quindi perché c'è la possibilità di avere maggiore mobilità rispetto a una volta, e soprattutto la comunicazione. Una volta l'africano non sapeva cosa c'era nel resto del pianeta, oggi un africano ha il telefonino e può parlare col suo amico che è già immigrato in Italia piuttosto che in Germania, e magari è il marito che aspetta la moglie che venga a trovarlo e che mettere su famiglia. Quindi ci troviamo di fronte a un fenomeno che apparentemente cerchiamo di pilotare, in realtà non siamo in grado di farlo, e questo è grave per l'organizzazione dell'Italia e dell'Europa, perché è vero che a breve noi potremmo anche sfruttare e avere dei vantaggi, ma a medio termine questo diventerà un disastro. Grazie della vostra partecipazione e speriamo, torneremo sull'argomento perché naturalmente è un argomento che creerà nuovi sviluppi, e soprattutto andremo a aggiornare i nostri telespettatori sulla costruzione di questi centri di cosiddetta accoglienza in Albania, dove secondo una delegazione che è stata in Albania proprio l'altro giorno, questi centri di accoglienza che si dicono già organizzati in realtà non ci sono neanche, cioè non esistono. Si è stabilito il posto, ma non c'è neanche un muro e non c'è neanche un'abitazione. Quindi questa è, diciamo, l'informazione che fa parte della deformazione politica. Posso fare una battuta sull'Albania? Sì. È una gigantesca bufala. Se voi avete letto come dovrebbe funzionare, noi dovremmo portare 3.000 persone al mese là e riportarle indietro, quindi 6.000 persone avanti e indietro per un totale di 36.000 persone all'anno. No, devi spiegare perché, perché i telespettatori non sanno. Perché teoricamente le persone che vengono raccolte in mezzo al mare, che provengono dai paesi sicuri, cosiddetti paesi sicuri, invece di essere portati in Italia dovrebbero essere portati in Albania temporaneamente e poi riportati in Italia per la procedura una di lista di attesa, aspettare là 2 mesi e poi riportarli inItalia per vedere se eventualmente possono essere accettati, il che non risolve assolutamente. Ma non solo non risolve, ma è impossibile, cioè nel senso che noi abbiamo visto alcuni nostri politici farsi un tour delle nazioni africane, spero che siano stati ospitati e trattati bene, e il risultato è minore o uguale a 0, perché effettivamente chi come noi lavora su questo ambito continua a riceverne e continua ad essere in crisi perché non ci sono più posti a sufficienza per accoglierne. Quindi invece di inventarsi propaganda e fumo, se si avesse il coraggio di cambiare passo e di affrontare la situazione in maniera onesta e dire: abbiamo raccontato, come ha detto il nostro ex ministro dell'interno Matteo Salvini un po' di tempo fa sui meridionali, che ha detto: no, guardate, scusate, abbiamo sbagliato tutto, non ce l'avevamo con voi, stavamo scherzando. Ecco, si dovrebbe fare la stessa cosa con i migranti, dire: cominciamo a parlare di questioni serie, di quante persone abbiamo bisogno, di quante persone ha bisogno l'Europa per poter continuare
a esistere e ad avere un futuro, e con quello cominciamo a ragionare, smettiamo di specularci sopra, di inventarci soluzioni fantasiose e costosissime, perché se mai dovesse essere realizzata, perché comunque verrà comunque bloccato dalla Corte Costituzionale, perché è un processo che chi conosce 2 acche di legge sa che non è gestibile costituzionalmente, sappiamo benissimo costerebbe 1 miliardo di euro. Ma che follia è tutto ciò? Io volevo solo aggiungere, Prego. ad esempio, di smetterle anche di chiamarli centro di accoglienza. Quelli non sono centri di accoglienza, sono centri di deportazione e di privazione di libertà, anche sulla base di decisioni amministrative, perché sappiamo cos'è la libertà individuale delle persone, come è sacra. Uno non può essere in galera, perché sono carceri quelli, detenuti per più di 18 mesi, questo è una privazione della libertà. Perché chiamiamole centro di accoglienza? Perché accoglienza è una parola sacra e nobile, ma quello è una zona in cui le persone sono private di libertà sulla base di decisioni amministrative. Attenzione, perché poi ci possiamo finire anche noi. Certo, ma diciamo che il sistema è molto complesso. Per esempio, questi giovani che scappano dall'Africa per avere un minimo di risorsa e vengono sfruttati qui, in realtà impoveriscono l'Africa, e questa è una serie di argomenti. E perché non aiutiamo l'Africa a crescere? Perché sennò si organizzano e non vogliono essere più sfruttati, perché quello che è importante è lo sfruttamento della persona, che sia qui in Italia o in Germania o che sia in Africa, l'importante è sfruttarli, perché sono indispensabili, se no le miniere non funzionano, e mettere delle macchine nelle miniere costa un sacco di soldi. Gli esseri umani in Africa costano molto meno, e se sono morti lasciala. Ecco, questa è la civiltà europea. Naturalmente lo facciamo per non inquinare, quindi mettiamo i bambini sottoterra a cercare il litio piuttosto che altre materie. Se lo trovano mangiano, se non lo trovano non mangiano. Ma affronteremo questo problema anche nelle prossime puntate. Grazie del vostro intervento. Certo, grazie del vostro contributo. Sicuramente un piccolo tassello, ma importante per spiegare quella che è la situazione anche a livello europeo, perché come abbiamo spiegato anche nei contributi c'è questo gruppo di 15 paesi che vorrebbe, come dire, comportarsi come l'Italia, quindi è un pensiero che si sta diffondendo, un'Europa dunque che è sempre meno disponibile all'accoglienza, è sempre più disponibile invece alla deportazione, come dire, tramandando quella che è una storia coloniale nostra sicuramente radicata. Bene, grazie per essere stati con noi, grazie a Lione Badara Diop per essere stato con noi, grazie a Roberto Tuninetti, grazie per il vostro contributo. Adesso andiamo in pubblicità e poi ritorniamo e parleremo adesso della guerra in Ucraina e del presidente Zelensky. A tra poco.